Bella raga, ciao a tutti, raccomando Veneziano, partiamo con la staffetta mista, più 10 più 6, sarà durissima perché le donne purtroppo non sono molto forti, però proviamoci insomma, noi ci proviamo. Comincia Tommasino Giacomel e poi il Cuba, dobbiamo cercare di dare un vantaggio più ampio possibile, però la Norvegia è troppo forte nel totale. Giacomel ha fatto una staffetta buona ma due errori, cioè si è un po' rallentato nell'ultimo poligonotto. Vai, avremo anche la maglia da leader della classifica generale staffetta. Vediamo il Cume, deve fare una grande prova perché poi dobbiamo dare alle donne il miglior piazzamento possibile. Sarà durissima, io ve lo dico, eh. Non è che il podio sarà duro, però vediamo. Abbiamo solo un secondo e 4 sull'Austria con Muller. Vediamo Veneziano. Del fenomeno. Adesso sembriamo entrati veramente nell'era veneziano. Il Cume spinge. De Cum. Vai Cume. Sta spingendo l'inverosimile veneziano, ma siamo solo a 1-1 di vantaggio, non è tanto, purtroppo, se vogliamo avere una speranza di podio. Veneziano al poligono, veneziano al poligono. Non male, dai, non male. Vai, 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 vai. Prova a spingere all'inverosimile il cubo. Dai, cubo 3-9, guadagniamo 4 secondi. Deve spingere tantissimo, il talentissimo. Un gioco di parole alquanto curioso. Il vantaggio aumenta a 4-6. Dai venezianone, regalaci il The Dream. Devo veramente pigliarmi un vantaggio. Speravo almeno più di 10 secondi, ma la vedo un po' dura. 3-7, addirittura perdiamo in questo frangente. Non capisco il perché, sinceramente. Sta spingendo tanto Muller-Turgau. Veneziano sta spingendo tantissimo. Dai Cuba, dai Cuba, dai Cuba. Chiaramente non dobbiamo sbagliare qua. Buono, buono, dai che stiamo dando la miglior posizione possibile, speriamo bene. Il vantaggio aumenta, il vantaggio aumenta. Il vantaggio c'è ragazzi, il vantaggio, hanno sbagliato tanto al poligono Marecek e Müller. Boom 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 boom. Dai venezianone, dai venezianone. Dopo è chiaro, possiamo sperare in cose devastanti. Però il vantaggio è veramente tanto, cioè veramente sparate con calma ragazzi, siete belle, intelligenti. Sparate con calma. (17 secondi). 17 secondi di vantaggio, sono tantissimi. Qualcuno è ancora qua. E andiamo. Ci becchiamo dopo.
Siamo quinti, ragazzi. Sinceramente, nella staffetta mista neanche mi spreco perché tanto possiamo fare grandi risultati. Ma le donne poi sono crollate, hanno perso non so quanto. Abbiamo un più 20, siamo quasi un minuto. Hanno perso. Vai. Pazienza. Piuttosto mi alleno. Buono. Ciao. $18, che bello. Bene, bene, bene. Andiamo. Adesso siamo in Slovenia. La sprint meno 11, meno 15. Torniamo in concentrazione massimale. Perché dovevamo vincere la prima Coppa di Cristallo. La prima di tante per battere Tommaso Giacobel. Allora, Jack perde prima. Manz, ok. Diciamo che i big partono prima, questo è positivo. Ho bisogno di più. Voglio vincere tanti ori, però devo cominciare ad accorciare su Jack. Dai, che tra poco tocca a noi. Solo che la sprint sappiamo che non è tra le più favorevoli. Vai, perché siamo la doppia maglia abbiamo, quindi siamo noi fenomeni. Mandzukic, un errore per Mandzukic, e questa è una bellissima notizia, tra le più belle in natura. Giacomel, ancora non si sa Jack. Non è ancora il poligono Jack. Tanto abbiamo già un vantaggio. Bisogna capire già com'era il poligono. Perché dobbiamo spingere forte, raga. Già com'è non è ancora il poligono per l'errore di Mandzukic, è importante. Bisogna capire anche Marecek, ovviamente. Tanto il vantaggio c'è, il vantaggio c'è. Due secondi di vantaggio solo nella parte sciata. E la cosa mi gasa. Marecek. 6 errori di Marecek. Mamma mare. Marecek veramente vergognoso oggi. Comunque l'Hagrid o l'Hagrid, lo so che non è Hagrid, ma è un soprannome. Qualcuno deve avere il soprannome, attenzione, stiamo pompando veramente bene. Non me l'aspettavo però, 6 errori di Marecek. Signori, veramente crisi nera per Marecek oggi, fuori sicuramente dall'inseguimento. Se Veneziano non sbaglia il secondo poligono, ha le chance di vittoria, anche se anche Bot non è un errore, quindi what? Ma certi stanno sbagliando in maniera incredibile, però secondo me certi sono proprio fuori classifica, cioè sono là perché sono partiti prima. Sono partiti rispetto al Cuba prima. Scusate ragazzi, sono un po' concentrato. 3-4 di vantaggio su Bot, che però ha anche un errore. Mamma mia, quando siamo così veloci però. Attenzione, addirittura il vantaggio aumenta. Non dobbiamo cappellare all'ultimo poligono. Il veneziano in una forma incredibile. La proiezione è meno 6,5. Dai come, non cappellare le vittorie secondo me.
Yes, yes, yes. Mamma che sprint del Cume. Mamma che sprint del Cume. Mandzukic è terzo, ma c'ha quell'errore che pesa come un macigno. Ragazzi, stiamo entrando con prepotenza, difficoltà massima nell'era Cume. Devo cercare di prendere il più possibile anche per l'inseguimento. 5-9, 5-9. Sta spingendo veramente tanto il Cumendone. Ancora 5-9, momento un po' di stallo adesso. Il veneziano vuole stravincere la sprint. Attenzione, 11-7. Perdiamo un po' in questa situazione. 3, ho perso tantissimo in questo punto. Mamma quanto ho perso. Il veneziano sta spingendo, Vene sta spingendo. 7, 6, 5. Dai, 4 e 8. Vediamo se basta per loro. Ed è oro, it's a gold medal, it's gold medal, boom boom. Devo fare va bene il podio, sorry guys. E siamo un inseguimento e voglio puntare alla bandierina, cazzo che ho fallito, proprio l'ho cappellata nel video precedente. Dai che arrivano gli ori, dai che arrivano gli ori. Devo iniziare l'era Cume, dopo 7 stagioni, porca miseria. Giacomo e il quinto sono tutti molto indietro i big. Marecek addirittura fuori dai 21. Tanta Italia però nella top 20. Il vantaggio è importante. Il primo giro lo voglio fare un po' in tranquillità e non tirare in tutti i punti. 5-4 di vantaggio su Hagrid. Mandzukic e a 6-7. Oh, qua c'è anche la mia discesa preferita. Quanto mi piace sto punto. Buono, e siamo già al primo poligono. Con un Cume impeccabile nel first poligono. Dai che voglio entrare con prepotenza nell'era Cume. Primo poligono discreto, buono a livello di precisione perfetto, ma a livello di velocità non incredibile. Però siamo ancora tranquillamente. 4 avevo perso qualcosina ma non troppo. Adesso però c'è Mandzukic al secondo posto. Siamo nell'era Cume Mandzukic forse. Comunque il biathlon vede solo Italia per 5 anni di fila. Tommaso. E adesso il Cume. Dov'è Tommaso? Molto indietro Tommaso. Meno 16. Tre, 5, Mandzukic sta recuperando. Attenzione, non abbiamo ancora vinto niente, raga. Non stiamo ipotecando un bel niente per il momento.
Forse il terzo posto, ma forse. Il terzo giro devo cominciare a spingere in tutti i punti, però. Vai. Un errore che non dovevo fare. Ho sparato veloce almeno. Ma un brutto brutto errore Mandzukic. Ne sbaglia uno anche Mandzukic. Questo è positivo. Ne sbaglia uno anche Mandzukic. Siamo ancora primi. Potevo veramente guadagnare tanto. Siamo ancora in un bel vantaggio, ragazzi. Agride 4,8. Peccato. Potevamo stare sui 10 secondi, secondo me. Deve spingere il talentissimo adesso. Non può più far calcoli. Terzo posto è quasi ipotecato, perché comunque penso che i podi, Adesso però il Cume sembra veramente di un altro pianeta. È chiaro che l'obiettivo principale sono le Olimpiadi anche. Voglio vincere l'oro olimpico in tutte le discipline possibili. 6-2. Ovviamente voglio allenarmi ancora un po', quindi salterò forse qualche gara di staffetta, vediamo. Siamo al penultimo lap, siamo al penultimo lap. L'era Cuba è iniziata forse. Purtroppo un altro errore. Altro brutto errore del Cume, attenzione, ma Mandzukic veramente vicino. Mandzukic sbaglia. Mandzukic e Agrid sbagliano. C'è andata di lusso. C'è andata veramente di lusso. Giacomello non sbaglia, attenzione che forse è Jack secondo. Stiamo spingendo veramente al massimo. Siamo all'ultimo poligono tra poco. Muller già come il terzo. Non molla Jack. Non molla Jack. Ma Mandzukic c'è molto indietro adesso. Adesso siamo noi a livello psicologico a distruggere gli avversari. Siamo entrati veramente nell'era Cume. In 12 secondi da Müller. Spariamo con calma ed è oro anche qua. Godo, it's a gold medal, la seconda consecutiva. Stanno sbagliando tanto dietro, Mandzukic ok, ma Müller 2, Giacomel 1, mamma mia. Torna Mandzukic secondo, questa non è una bella notizia per la generale. Ma nonostante i due errori, siamo al comando. Sui parametri superiori si notano moltissimo. Ma dopo 7 stagioni, porca miseria. Chiaro che non dovremmo fallire le Olimpiadi, sono una gara secca e speriamo bene.
Signori, non ho la bandiera, non ho la bandiera purtroppo. Ah sì, ce l'ho, ce l'ho. No, vabbè. Ma è stupendo. Ma è stupendo. Ma è stupendo. È bellissimo, Beppe, è bellissimo. Ecco la bandiera. Ragazzi, stiamo dominando. Finalmente, dopo 7 lunghissime stagioni. Veneziano è al comando di tutto. Veneziano è al comando di tutto. E adesso il Cume deve essere un cannibale. E siamo la sprint in Italia e ci tengo a far bene in Italia, visto che ho sempre fatto cagare in Italia. Tutto il mondo adesso sta seguendo non più solo Giacomello, ma anche il venezianone. Vediamo se riusciamo in Italia a fare un bel risultato. Neanche guardiamo la classifica adesso, siamo forti, siamo i più forti. Vai. Go, go, go. Sentite tutti i cori. Cume, Cume, Cume. È qualcosa di meraviglioso sentire tutti i tifosi italiani intonare il nome di Cume e non più quello di Giacomel, che però ripeto è il più grande di tutti, è il mas grande, con più vittorie, più coppe di cristallo, più coppe mini cristallo, più titoli olimpici, più titoli mondiali. In questo momento è lui il mas grande. Ma Cume lo vuole, il Cume lo vuole superare. 7. Comunque le gare italiane sono sempre difficili per il Cume, quindi calma. Bellissimo questo clima. Sta spingendo tanto il Cume adesso. Ok, siamo ancora terzi, incredibile. Mandzukic ha già un errore però. Mandzukic ha già un errore. È un soprannome che Mandzukic ovviamente, lo dico. Vai che andiamo. Siamo al primo poligono. La posizione mi dà meno un secondo. Vediamo sta prima tappa italiana. No, no, ma perché in Italia il Cume sbaglia sempre? Mamma mia, che brutto errore del Cume. Ah, peccato, peccato, peccato. I tifosi italiani proprio imprecano per questo errore che non ci voleva. Siamo 16esimi. Pazzesco veneziano. La bestia nera veramente in Italia è scandaloso. In Italia, per qualche ragione, andiamo sempre a sbagliare. Si deve veramente tirare tantissimo il talentissimo. Sì, in questa discesa devo veramente recuperare secondi. Sta proprio imprecando anche veneziano, lo vediamo. Nerissimo per un errore gratuito. Errore proprio gratuito questo del Cume. Adesso veneziano deve veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo. La vittoria è durissima. Non impossibile perché abbiamo visto che il Cume può recuperare in pista tutto, però ho recuperato tantissimo. Ho recuperato tantissimo veneziano in sto passaggio. C'è Wright al comando, c'è il bel Wright.
cercare di non sbagliare il poligono. Mi danno ancora un bel vantaggio. Ho recuperato tantissimo in pista, mamma mia. Yes, yes. Buono. E non ho ancora maxato i parametri, ragazzi. Però siamo ancora secondi. Attenzione, Frey. Chi cazzo è sto Frey? Non ci credo. Gara della vita per il norvegese Frey. Dopo le bandiere in Slovenia, qua stiamo soffrendo. Vogliamo la vittoria in Italia, che non arriva. Le tifose in bikini nonostante i 2 gradi. Siamo vicini a 2 secondi, però forse non basta. Senza quell'errore, questo è il biathlon, signori. Solo che sto Frey non può essere tanto forte nella parte sciata, quindi cioè, possiamo recuperare. Adesso spinge tanto, come sta veramente sta spingendo come una Ferrari dei bei tempi. Mamma quanto ho recuperato in questo passaggio. Mamma mia. Il Cume di nuovo davanti. Mamma mia, siamo veramente un motorino. Il Cume è un motorino. Vai Venezianone, andiamo a vincere in Italia nonostante l'errore. Per fortuna anche Manzuki ci ha sbagliato. Guarda come spinge il Cume, che vantaggio che adesso. 7, 6, 5. Yai! Sì! Vediamo se basta, non lo so. Non lo so se basta per loro. Signori, ed è un altro fottutissimo oro nonostante l'ore per un secondo da Hagrid. Mamma mia. E andiamo a prenderci un'altra medaglia d'oro. Terza consecutiva, signori. In casa. In casa. Fino all'8ª stagione stiamo a nebbia con la gara inseguimento 0-5. 0-5. Vediamo con la nebbia, da tanto che non beccavo la nebbia. Comunque vittoria anche in Italia. Vai. Mamma mia che nebbione, siamo anche in testa, quindi non sarà semplice questa gara. Il veneziano vuole monopolizzare tutto. Una volta che ho maxato tutti i parametri mi dedico all'outfit perché voglio tutte pazze. Mamma mia, con sta nebbia non vedo veramente nulla però. Vediamo un po'. Non so se riusciamo a portare a casa la vittoria anche in queste condizioni difficili. Questo è proprio un dominio per il momento. E andiamo al first poligono. Siamo un po' stanchi.
Ai ai ai, 2 errori con la nebbia le dura. Hagrid tutti giusti, attenzione. Mi son beccato un double miss. L'oro probabilmente è andato. Capite raga, non è mai nulla di scontato su sto fottutissimo gioco. Siamo al quarto posto, comunque siamo in quarta posizione. Prendono un bel vantaggio i primi tre, Ragazzi, con la nebbia è ancora dura, Che sfogo. Adesso vediamo quanto riesco a recuperare, però. L'oro è improbabile nonostante una forza cumendiana devastante. Dieci secondi. Che doppio errore, signore. Tanto vedo già qualcuno, vedo già il terzo. Vedo anche il secondo. Abbiamo già recuperato 3 secondi su Hagrid. O l'Hagrid. Ma mi gasa Hagrid, mi gasa. La Norvegia vuole tornare grande, ma l'Italia sta dominando il biathlon da 5 anni. Sono meno stanco adesso. Tre errori, fiori. Anche Hagrid 3 errori, pazzesco. Mamma mia, siamo tutti in grossa difficoltà con la nebbia. Però 3 errori, 5 in 2 poligoni. Diciamo che il podio è abbastanza andato. Che brutta battuta d'arresto, raga. Mamma mia, siamo in crisi nera. Ok, finiamo la penalità, ma siamo 14. Ragazzi, con la nebbia è un po' dura. Anche l'Italia, per quanto siamo riusciti a vincere nella sprint, però è una maledizione, cazzo. Mai fatto 5 errori in 2 poligoni. Giacomè il terzo, Giacomè niente vuole, non vuole lasciarmi. Non devo recuperare, subito vuole il podio per recuperare un podio. Incredibile, sono arrivato anche a vincere. Giacomè sta sfruttando ovviamente la debacle di Hagrid e Veneziano. Mandzukic nono, per fortuna che come sta cercando di recuperare, però è chiaro che il podio, insomma, salvo un crollo dei primi. Guarda come spingo. Siamo all'11° posto, ma in grossa difficoltà. 5 errori in 2 poligoni. Record negativo di Veneziano. Comunque un errore me lo sparo, anche Giacomè sbaglia. Cioè, non riusciamo a fare un poligono pulito. Mamma mia. Che disastrum. Raga, con la nebbia è veramente impossibile. Giacomè il terzo, attenzione, risbuca Marecek secondo, incredibile. Non muore mai Marecek. Jonas Marecek sta sfruttando una gara disastrosa di Veneziano. Sei errori in 3 poligoni. Una media di 2 errori a poligono. Neanche nei peggiori incubi.
Ma con la nebbia è così. E siamo comunque al 10° posto, quasi nono. Mandzukic crolla 7°. Questo è positivo. Dopo 3 ore consecutivi arriva veramente una sconcertante battuta d'arresto, ma la nebbia è veramente dura, eh. Tanti errori davanti, mamma mia. Cerco di recuperare, la proiezione mi dà terzo, ma la vedo difficile. Hanno sbagliato tantissimi però davanti, mamma mia. Hanno sbagliato veramente tanti davanti, raga. Siamo quarti però, quarti qua, no. Un po' ancora una medaglia di legno, no, però. Mandzukic primo, attenzione, incredibile. Ennesima medaglia di legno, già come il terzo. Quanto odio le medaglie di legno, quanto le ho. Non recupero, no. Ho fatto una grande rimonta per la generale, importantissimo sto quarto posto, però non sopporto non aumentare i podi per il quarto posto. Cioè, ho un record di medaglie di legno, purtroppo. Siamo troppo lontani. Peccato. Ennesima medaglia di legno. Oh, che palle, mi dà proprio fastidio. Bastava un errore in meno, cioè, veramente, ho fatto. Cioè, nonostante tutti gli errori sono comunque quarto, cioè. Questo fa capire la mia forza, però hanno sbagliato in tantissimi in queste condizioni. Quarto posto. Per come si era messa la gara va benissimo, però dà fastidio. Perché l'ennesima medaglia di legno. Mamma mia, guarda che score, che tanti hanno sbagliato, che roba. Ok, beh, single qua ci alleniamo e ciao. Allora, andiamo qua. E ormai siamo 100 in tutto, raga. Mamma mia. Ma qua vediamo un attimo. Medal score. Non facciamo niente qua con le donne, quindi mi alleno anche qua. Non mi interessa. Mamma mia. Raga, abbiamo dei parametri mostruosi. Mostruosi. Must start, meno 6, meno 10. Total score, siamo in fuga veramente. Nella sprint siamo primi. Inseguimento primi. Must start, purtroppo quarti. Individuali primi. Adesso proprio la must start. Meno 6, meno 10. Andiamo a prenderci anche la must start, la più bella di tutte. Vai, meno male che non c'era nebbia. Era Cume, signori, era Cume. Quarto posto con 6 errori, cioè pazzesco. Per carità, è un inseguimento, quindi abbiamo già un bel vantaggio, però è l'unica disciplina qua che non abbiamo la doppia maglia, ma la voglio oggi. Come soffre un po' perché veramente in Italia abbiamo fatto un oro, ma un quarto posto fastidiosissimo, ma d'altronde, raga, purtroppo con la nebbia non è semplice. No, ho sbagliato. In cosa sbaglio? Perché ho visto di là? Mamma mia, che erroraccio del Cume.
Come ti prego, no ste cagate però, eh. Ah. Ho perso 5 posizioni così. Incredibile errore di veneziano. Hanno subito approfittato i volponi perché a questo livello di difficoltà non ti puoi permettere neanche mezzo errore. Vai. Calma. Buono, dai, non male, non male. Il problema è che non sbaglia nessuno, non c'è la nebbia qua. Ragazzi, la Mastat sta diventando un problema, eh. Siamo in quarta posizione, ma Mandzukic sembra veramente fenomenale. È Marecek che ha la yellow jersey. Cioè, scusatemi, la red jersey. Vediamo se prendiamo l'ennesima medaglia di legno. È una roba incredibile. Nonostante i 1000 ori. Adesso il Kume sta spingendo tanto, però. Entriamo veramente nell'era Kume. Ok, siamo al secondo poligono con un Kume comunque attardato, eh. Giacomel 13esimo, Marcek secondo, Mandzukic primo, attenzione. E sento Kaiser molto vicino, adesso devo veramente tenere le energie per i poligoni. Vai. Sbaglia Mandzukic. Grandi Kume, grande Kume. Sbagliano tutti davanti. Solo Kaiser non sbaglia che dietro di me. Sbagliano tutti davanti. Siamo secondi, attenzione, Marec e Mandzukic Kume. Ed è questa la sfida di quest'anno. Con un Kume che ormai ha 100 in tutti i parametri. Nella stagione number 8. Capito, non potevo mettere il livello hard, se no stradicevo. Anche gli anni, anche almeno sicuramente l'altro anno. Adesso con Insane me la sto godendo. Quindi che Mandzukic, nonostante l'errore, rimane al comando. Siamo al terzo poligono e il Kume si sta avvicinando in maniera prepotente. Marec è molto indietro già come... Ok, la sfida è Mandzukic veneziano. Nessun errore per Mandzukic purtroppo. Nessun errore per Mandzukic. E addirittura mi supera anche Marecek.
Siamo tutti là, siamo tutti là. Siamo tutti là. Dai, Mare, attenzione, Mare ci sta spingendo, eh. Adesso spinge molto però il Cume, mamma mia che sprintata. Mare c'è che è forte nella mass start, eh. Siamo all'ultimo fottutissimo poligono. Cosa positiva è che posso tirare. Adesso devo recuperare sull'ucraino. Stiamo recuperando bene. Buono, 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 buono. E siamo praticamente vicinissimi all'ultimo polig. Purtroppo Mandzukic non sbaglia, neanche Marecek, nessuno sbaglia. Bronzo sicuro, però l'oro. L'oro è impossibile, l'argento è il più probabile. Incredibile Mandzukic. Attenzione a Marecek che nell'ultimo giro sappiamo che è sempre un fenomeno. Vara Mandzukic. Cioè, vara Marecek. Che voglio l'argento almeno. Zero errori. In realtà hanno sbagliato tutti e due, hanno sbagliato un colpo rispetto a me, ma sono più veloci comunque al poligono e quindi è così. Rimane il tallone da kill di Veneziano. E nell'ultimo giro Marecek però rompe veramente i maroni, eh. Attenzione, qualcuno dalla sprint decisivo. Qualcuno dallo sprint decisivo. E arriviamo secondi, va bene. Mandzukic è fenomenale oggi, niente da dire all'ucraino. Arriva comunque un bel argento, è chiaro che volevo l'oro. Mettiamo il podio lo stesso, siamo sportivi nonostante la second place. Bravo Mandzukic. Marecek, penso, insomma, rimane al comando del mass start. Sì, siamo tutti là però, dai che va bene. Adesso non ci sono gare. L'individuale, chiudiamo con l'individuale in Svizzera. Quanto manca alle Olimpiadi? Dai, manca ancora un po' per le Olimpiadi francesi. 0-5. Vai. E vi ricordiamo che nell'individuale non dobbiamo sbagliare i colpi, piuttosto andiamo più lenti. Qua sono 20 secondi a errore, nella short invece 15. Vai. Go, go, go. Abbiamo la doppia maglia, la prima gara che abbiamo vinto quest'anno, l'individuale. Una bella discesona. Buono. Dobbiamo capire gli errori di Mandzukic. Mandzukic è ancora nel poligono. Giacomello è quinto e quando Jack è quinto c'è sempre un po' di emozione.
vai come Manzuki. Un errore di Manzuki, cioè questo è pesante. E questo è pesantissimo. Queste sono le discese che amiamo. Guarda che velocità che prendo ormai. Ho fatto una discesa libera, ho fatto. Giacomel già 2 errori. Mamma mia, i big stanno sbagliando. Anche Müller sbaglia. Raga, andiamo con calma, abbiamo tutto il tempo. Vediamo se... Oh, ma il poligono è difficile oggi, stiamo a vedere. Ma Dio santo, errore anche per Veneziano purtroppo. Errore anche per il Cume. Non me l'aspettavo. Questo Marecek, ovviamente sempre Marecek. Un errore pesante che non mi aspettavo, ero abbastanza tranquillo, ma boh. Non ho ben capito sto errore all'ultimo poligono, all'ultimo, diciamo, obiettivo del primo poligono. Vai. Raga, non possiamo sempre essere impeccabili, Bisogna capire Marecek. C'è anche Kaiser che non ha sbagliato. Kaiser però si può battere la parte sciata, vediamo. Mamma mia, siamo 15esimi. E credo che deve sbagliare almeno un colpo anche Marecek che non devo più sbagliare, fiori, cioè, partiamo malissimo. Perché volevo vincere tutto. Sta spingendo tanto il Pume, 18 secondi, 18 lunghissimi secondi. Ho fatto veramente una libera qua. Giacomel non sbaglia, però ha già 2 errori. Adesso bisogna capire. 2 errori di Marecek. 2 errori di Marecek. Dai, va bene, va bene. Va benissimo. 13 secondi, c'è il bulgaro, lo svedese, nessun errore, mamma mia, Norgen, Jeffries. Tutta gente secondo me che spara bene ma che non ha la mia velocità sulle gambe, quindi calma. Possiamo tranquillamente recuperare anche su Vasilev, secondo me che sia forse il più forte dell'8 di quelli che non ha sbagliato neanche un colpo. Vediamo, stiamo già recuperando tanto su questi. Questi hanno sparato bene, ma sono lenti, sono lenti. Non ho paura, il Kume non ha paura di questi. Manzukic ha un errore come me, Manzukic ora quanto sta recuperando, li stiamo massacrando, siamo a 10, 6 secondi recuperati in 2 split. Questa ce la giochiamo veramente sul filo del rasoio, secondo me. Solo che ho finito praticamente la barra verde, questa non ci voleva, Boom, ancora 10 però, attenzione,
Buono, buono, buono. Andiamo Vaslev, 0 errori. Mandzukic, un altro errore di Mandzukic. Un altro errore dell'ucraino. Andiamo al terzo Polig. La sono presa leggermente più comoda. E vediamo. Oh, madonna, solo 5-3, solo 5-3. Lo svedese nessun errore, ma lo svedese me lo ciuccio. Se non sbaglio l'ultimo poligono, lo svedese me lo ciuccio secco. Bisogna capire gli altri. Grande prova dello svedese che se non fai errori nell'individuale, anche se non sei veloce con gli sci, puoi fare grandi prestazioni. Il problema è che non ho più la barra verde, sono a pezzi. Tre secondi. Lo svedesone Nordgren veramente ha un sogno, vincere un oro. Veneziano permettendo, se non sbaglio l'ultimo poligono le chance ci sono, anche se non abbiamo più lo sprint verde. Stiamo recuperando ancora, però siamo stanchissimi. Ho dato veramente tutto per recuperare. Vediamo cosa ci combina il venezianone. Siamo ancora dietro per... No, siamo là, sempre uguali. Un po' meno veloci in discesa perché non ho sprint verde in sto momento. E andiamo per l'ultimo poligono. La proiezione è leggermente buona. Attenzione, Mandzukic comunque con 2 errori rimane il competitor. Zero errori, 0 errori. Peccato per quell'errore al primo Polig. E mo vediamo, siamo ahimè a 1,7 dallo svedesone, ma davanti, ma molto davanti a Mandzukic che ha fatto comunque 2 errori. Lo svedese sta prendendo a casa una vittoria incredibile. Ha fatto la gara della vita, ovviamente. Mi vuole togliere l'oro. Vediamo se è fattibile il recupero. Siamo là, siamo là. 0-6. Il Cume sta veramente gettando il cuore oltre l'ostacolo. Anche un secondo posto va bene, ma il Cume vuole vincere. Il Cume vuole superare Giacomelli. Il Cume vuole mettere le basi per superare Tommaso anche in tutto. E siamo primi adesso, siamo primi. Stiamo sfruttando il doppio errore di Mandzukic. Ragazzi, Nordgren è all'arrivo molto teso, sa che Veneziano ha sulle gambe la vittoria. Qua purtroppo sbaglio. Le gambe di Veneziano sono da gold medal, la testa anche. Qua però vado un po' lento, molto lento in questa nella discesa più importante. Purtroppo sono senza boost, sono senza boost. Attenzione, 6, 5, 4, addirittura recupero e vado a meno 2,7. L'oro è possibile. L'oro è possibile, vediamo. Terzo.
Simone Pacal, incredibile. Con 0 errori Simone Pacal prendo il bronzo. Non me l'aspettavo proprio. Raga, sto gioco è impestato. È incredibile, ci prendiamo forse il primo bronzo stagionale. Video lunghissimo, ci salutiamo, un saluto dal Comandante Veneziano, siamo primi nella generale, di brutto anche, primi nella sprint, prima nell'inseguimento, terzi nella mass start, primi nell'individuale, ma Pacale, Simon o Simone. Sono beffato in maniera atroce. Raga, alla prossima. Ciao!